problema per essere sicuri che lo spazzamento neve fosse stato fatto. Abbiamo dotato i camion che devono fare appunto la pulizia con dei GPS e quindi in tempo reale l'amministrazione sanno effettivamente dove viene fatto il monitoraggio e ha un report, un riepilogo alla fine del monitoraggio, quindi se c'è qualche cittadino che vuole sapere noi possiamo effettivamente sapere a che ora e minuto è passato. Stessa cosa penso si possa fare anche con i consorzi di bonifica, di mettere il GPS sulle loro autovetture per monitorare se effettivamente viene fatto o non viene fatto, che magari uno dice sì l'ho fatto, magari non fa barba. Quindi ce l'hanno già? E allora sarebbe appunto da fare un'interrogazione per sapere. Allora, un'altra cosa che consiglio in generale, se andate nella pubblica amministrazione non andate a chiedere verbalmente ma fate lettere scritte, perché scattano i termini di prescrizione. Se ad esempio un ufficio indicativamente entro 30 giorni non vi risponde all'ufficio comunale, voi il 31esimo giorno andate dal segretario comunale e gli fate vedere quella carta e praticamente è il segretario comunale che a sua volta ha 30 giorni per rispondere. Se il segretario comunale dopo 30 giorni non risponde, potete andare dal prefetto e comunque gli scattano procedimenti abbastanza pesanti. Però il fatto anche di andare da un prefetto o il fatto di andare da un avvocato per avere ragione, e comporta delle spese. È come quel discorso che quando ti danno quella multa, se tu fai ricorso, a questo punto fai i conti, perché ti costa andare al prefetto 60 euro, eccetera, fai i conti ti conviene pagarla. Cioè, anche è giusto, è corretto servirsi, diciamo, di tutti i sistemi che ti danno di protezione ai cittadini per un diritto. Però mi chiedevo, visto anche nella vostra esperienza di cittadini all'interno del movimento e siete sempre presenti in queste situazioni parlamentari, se avete progettato, come dire, o inventato qualche meccanismo per ridurre queste discrepanze, insomma. Per esempio, mi viene in mente nell'ambito della diffusione informatica, Richard Stallman è quello che ha inventato nell'ambito dell'informatica il copyleft, perché è in pratica un diritto d'autore un po' modificato, che garantisce non tanto il fatto, come dire, che tu non puoi copiare i CD eccetera, ma invece garantisce che quello che tu non dici resta libero. Cioè cosa ha fatto, adesso non puoi più entrare nel dettaglio, ha creato un tipo di legge all'interno della legge che in qualche modo garantisce, diciamo, il senso positivo della pratica che si va a attuare. Quindi considerate queste situazioni che il cittadino ha gli strumenti per difendersi, perché anche per cagioni, perché poi mi sono trovata a fare delle battaglie, per esempio, come dire, il discorso che se non servì il tempo per la disdetta di una telefonata, di una visita all'azienda, ti mandano la multa perché non hai disdetto la chiamata, perché effettivamente non puoi fare il servizio. Però uno che ti dà una visita e dopo 3 anni, uno può anche dimenticarsi, perché magari se si rompe il scarico circostanze, allora io ho fatto presente che io sono disposto a pagare la multa perché c'è una legge che dice che se non ti danno visita entro 60 giorni, ci sono ABCD eccetera, il cittadino può richiedere misura d'urgenza. Però se il cittadino non lo sa che può richiedere la misura d'urgenza, si prende la multa. Allora io dico pagherò la multa sulla serie del posto nel punto che il cittadino ha diritto, nel caso fuori i tempi, perché 2 anni non sono i tempi per il punto di vista, può eccetera. Allora lì mi hanno condonato la multa, perché insomma è un po'. Però voglio dire, il discorso è questo, cioè il cittadino anche per difendersi ha dei strumenti che poi alla fine comportano di costi, di tempi di attesa che sono loro. Quindi mi chiedevo, perché poi è difficile anche, immagino lì con tutte è un marasma, e poi è vero, la legge rimanda a tante rimandi, bisogna studiare tutto per avere un inizio d'origine, non ha neanche più senso, perché magari una legge che è fatta in un contesto storico, quindi dopo come la scuola non torna più, insomma. E quindi mi chiedevo magari se erano state elaborate delle linee in questo senso. Volevo aggiungere solo una cosa, tra le cose fatte legate ai fossati, all'acqua eccetera, una delle prime attività che abbiamo dovuto risolvere a Sarego è stato l'inquinamento del Rio Acquito, se non ricordo male, che praticamente è il fiume che passa dietro la cartiera e va verso il Nilo. Praticamente c'era un eccesso di cellulosa all'interno dell'acqua. Siamo intervenuti, abbiamo obbligato, dopo ovviamente le varie analisi con ARPA eccetera, abbiamo obbligato l'azienda a dotarsi di un ulteriore depuratore
fuori ulteriori filtri per evitare che scaricasse cellulosa nell'acqua, e è ripulita ovviamente l'acqua, quindi qualcosa il comune può fare eventualmente. Però l'importante, il comune, il sindaco non è che era lì a controllare l'acqua, deve esserci cittadini che eventualmente vanno in comune a fare la segnalazione. Poi l'importante è mettere a votare un cittadino, un sindaco che faccia le cose non solo verbalmente. Per la domanda che ha fatto adesso, sarebbe interessante sapere se c'è già qualcosa. Io quello di cui sono certa è che c'è la possibilità per i cittadini che hanno un reddito sotto una certa soglia di accedere al gratuito patrocinio, cioè potersi rivolgere a determinati avvocati che sono iscritti in una lista, comunque è presente in qualsiasi tribunale, che lavorano gratuitamente, ovvero sono pagati dallo Stato. Questo nessuno lo sa, perché ovviamente non viene pubblicizzato, se andate dai studi legali non ve lo dicono perché ovviamente hanno più interesse a farvi pagare, però sotto una certa soglia, e se avete anche come dire, parenti a carico, avete accesso insomma al patrocinio. Volevo ricollegarmi anche al discorso dell'essere da soli, cioè se una persona fa da sola la denuncia è ovvio che diventa pesante, però se c'è un gruppo di persone che comincia a collaborare assieme per risolvere i problemi, come può essere appunto il gruppo del Movimento 5 Stelle, allora le cose cambiano, è molto più facile risolvere i problemi. Io prima di entrare nel Movimento 5 Stelle, da normale cittadino, ho provato a partecipare alle commissioni del mio comune. La commissione si è incontrata 2 volte, ho fatto uscire articoli sul giornale di Vicenza, ho scritto decine di lettere al sindaco, non ho mai avuto risposta. A quel punto, visto che da normale cittadino non riuscivo a ottenere risultati, sono diventato attivista del Movimento 5 Stelle e da lì il resto. Sempre non si parlava di autonomia o federalismo o indipendentità. E tutto questo perché domani ci sono tutte le aziende che fanno una raccolta di film per l'autonomia. Il 5 Stelle mi sembra che ha sempre un po' fissato sulla questione del federalismo o delle autonomie o dell'indipendenza o di un nuovo assetto dello Stato italiano. E il programma non dice ma approfondisce quale sarebbe l'linea che noi si possiede per la questione dell'impiegato che esistono ancora che abbiamo risolto. Io personalmente come cittadino domani vado a numerare la mia vita un segnale a questo regime schifoso e faccio capire solo che poi va bene dire no, non serve niente l'autonomia, no, è un'utopia, lasciamo perdere. Io comunque ci vado, siamo andati a dare un segnale per contribuire a segnale da dare allo Stato, no? Che poi andrà in porto no, questo sarà un'altra cosa. Sì, questi invece il problema del federalismo o dell'autonomia è d'accordo con una cosa che non ne tiene conto, come è un po' ufficialmente la posizione su queste questioni? Io posso dire quello che abbiamo fatto a Sarego, nel senso che la Lega, la minoranza che è presente, ha fatto una mozione e sulla mozione noi ci siamo astenuti, non abbiamo né votato contrario né a favore. Siamo favorevoli al discorso di referendum e di conseguenza non potevamo votare contrario a una mozione che prevedeva un referendum. Siamo contrari a una cosa che la legge non permette e di conseguenza, non essendo non prevista dalla legge questa ipotesi, ci sembrava non opportuno andare appunto a votare a favore di questa mozione. Però la mozione è comunque passata perché le minoranze l'hanno votata, noi ci siamo appunto astenuti e di conseguenza il Comune di Sarego ha comunque mandato avanti questa richiesta da parte appunto della Lega. Per quanto riguarda il discorso del federalismo dipende anche come è fatto. Io intanto vorrei fare una riflessione, nel senso lei parla di eventuale appunto Veneto Stato come segnale di fronte alla corruzione che impera nello Stato generale italiano.
E in realtà, cioè, appunto, basta guardare la Val d'Astico, la corruzione non si risolve di certo staccandosi dallo Stato italiano, cioè se poi le cose a livello regionale vengono comunque gestite in maniera corrotta e autoreferenziale, puoi dividerti quanto ti pare dallo Stato centrale, ma la corruzione sempre resta, cioè è un problema di formamenti, non è un problema di Veneto, Puglia, eccetera, assolutamente. E poi è chiaro che vogliamo eventualmente fare una riflessione su una gestione diversa, quindi appunto dare una certa autonomia alle regioni, ad esempio per quel che riguarda la gestione economica, si può riflettere su questo. Io però vedo un problema, ad esempio io prima di entrare in Parlamento lavoravo come responsabile qualità e sicurezza alimentare e ho lavorato in regioni diverse d'Italia. Mi sono trovata più volte, con la scusa che le ASL hanno appunto delle caratteristiche diverse a seconda delle regioni, a poter fare una cosa in Veneto ma non poterla fare nelle Marche, poterla fare nelle Marche e non poterla fare nel Lazio. E uno impazzisce perché già ti devi ricordare tutta la normativa, come prima diceva Francesca, cioè io nel mio settore ci sono fior normative, ok, già ti devi ricordare quelle e in più devi anche andare a vedere appunto se non ci sono leggi regionali, se non ci sono diverse interpretazioni, comunicazioni della regione alle varie ASL su come interpretare la data legge e questo chiaramente rende molto più farraginoso ad esempio anche la parte appunto del commercio agroalimentare. E penso la possiamo fare la riflessione, ma credo che debba essere sempre riferita a un eventuale funzionamento e un eventuale miglioramento del funzionamento dello Stato, ma non come il Veneto è un modello, stacchiamoci perché gli altri fanno schifo. Mi viene sempre in mente il detto dividi per imperare. Non credo che dividere le persone sia la soluzione, bisogna cercare di fare comunicare le persone assieme per risolvere i problemi. Se sono dei problemi parliamone, non dividiamoci dagli altri, secondo me, parere personale. Volevo che fosse la profondità del fatto dei dissidenti che aveva appena stato accennato prima Francesca. Cioè, poi spiegato a chi magari non è informato come realmente sono andate le cose. È una chiarificazione che chiedo Allora, questa settimana abbiamo fatto una riunione congiunta Camera e Senato. All'ordine del giorno c'era questo problema, 4 persone, senatori che sono stati chiamati a rispondere di un comportamento reiterato. Sostanzialmente qual è il problema? Non tanto quanto si è sentito dire sono dissidenti, quindi sono cacciati, no, perché la bellezza delle nostre assemblee è l'eterogeneità, cioè il fatto che ci sia la possibilità ognuno di esprimere la propria opinione, anche contrastante con gli altri. Delle volte sono minoranza io, delle volte minoranza lei, delle volte sono maggioranza io, delle volte maggioranza lei. Questa è una normale prassi all'interno di un'assemblea che si vuole definire democratica. Però alla fine un'assemblea deve decidere, deve trovare la somma, deve trovare diciamo così, la parola con cui vuole uscire davanti alle telecamere, vuole uscire in Parlamento, vuole uscire davanti ai propri attivisti cittadini. Soprattutto per un movimento come il nostro, che sappiamo che è in opposizione, noi siamo evidentemente spina nel fianco di partiti di vecchio stampo, non parliamo del lobby, dopo magari vi parlo un po' cosa hanno combinato per agevolare Unipol, le assicurazioni. In questo contesto, almeno io personalmente mi sono trovata delle volte in minoranza all'interno dell'assemblea, ma non per questo, quando poi si è deciso, contrariamente a quella che era la mia opinione,
non sono andata fuori a dire io non sono stata ascoltata e la mia opinione non è stata rispettata, no, perché comunque in un'assemblea come potrebbe essere questa, se dobbiamo prendere una decisione, ovviamente decide la maggioranza. Queste 4 persone, io personalmente non ho seguito pedissequamente, passo passo, quello che sono state le loro dichiarazioni, ma evidentemente sono arrivate anche a me le loro uscite, soprattutto sulla stampa, perché ecco, questo è il problema, perché non usavano lo strumento dell'assemblea per dire quello che era la loro posizione, ma preferivano usare i comunicati stampa, preferivano la visibilità, preferivano il personalismo. Quello che vi dicevo prima, che non ci mettiamo sul piedistallo, è questo, cioè non puntiamo su una persona sola. In TV vedete che continuano ad andare diversi di noi, non solo gli stessi, cioè Ale è bravissimo, Di Battista è bravissimo, Di Maio è bravissimo, ma cerchiamo di darci una rotazione anche lì. Queste persone cercavano di focalizzare, secondo un certo punto di vista, cercavano di focalizzare l'attenzione su di loro, buttando un po' di fango, se non fosse già abbastanza quello che ci buttano le TV e comunque i partiti locali, aggravavano ancora di più la situazione. L'apice c'è stato probabilmente essendo usciti con delle dichiarazioni contrarie al fatto che Grillo si sia comportato in una determinata maniera all'incontro con Renzi. Io non so come la pensiate, io ero contraria per andare a parlare con Renzi, la rete invece ha decretato per andarci a parlare. Però la maggioranza era quella, quindi io mi sono adeguata a volere della maggioranza. Grillo è andato, io non so se avete visto i 10 minuti, però i primi 3 minuti a Renzi è stata data la possibilità di parlare, ma come con l'incontro con Letta, loro hanno quel modo superani di cominciano a parlare, tu non hai più possibilità di replicare, perché sanno che sono in diretta, se fanno una figura sono fregati, però Grillo, beh, in quell'occasione lì, siccome ha la capacità di interrompere quella macchina, non l'ha interrotta, era l'unica maniera, secondo me, dal mio punto di vista, di interrompere quel fiume di spot e slogan che poi è stato lo stesso che ci ha profuso anche prima al Senato e poi alla Camera, che veramente la Camera ha raggiunto livelli paradossali. Comunque sia, per quell'occasione loro si sono lamentati molto forte. I senatori, parte dei senatori, stanca di questa situazione, ha voluto chiedere all'Assemblea se non fosse caso di rimettere alla rete la loro espulsione per questo reiterare di comportamenti dall'inizio della legislatura fondamentalmente, perché penso che ormai li abbiate conosciuti attraverso i giornali queste persone. Si è discusso lungamente anche in assemblea, anche con toni alti, perché se avete visto la diretta streaming, so che andava o non andava, però ovviamente insomma si è cercato di dare la massima trasparenza. E la decisione dell'assemblea è stata la maggioranza di rimettere alla rete la decisione. La decisione è stata alla fine, insomma lo sapete, di espellere queste persone. Da quel momento si sono succedute diverse situazioni, hanno cambiato gruppo un paio di nostri colleghi deputati, però insomma un po' ci aspettavamo da qualche tempo. Sì, esatto, Tacconi e Catalano sono 2 persone che se andate a vedere il rendiconto, che è il sito dove noi segnaliamo quelli che sono le restituzioni e versamenti sul fondo per la piccola e media impresa, non erano dei più ligi, ecco, mettevano cifre che andavano dai 6-7 mila euro in varie. Sì, vabbè, anche Catalano non ha versato sul fondo della PMI, ha versato sulla Caritas, però sì, non andava. Se la decisione viene presa, anche se sei in minoranza, devi adeguare, cioè, se no vuol dire che non sei, che non hai capito qual è lo spirito, anche qual è l'obiettivo. La cosa che mi è dispiaciuta è che se ne è parlato veramente sui giornali come se fosse, non lo so, veramente la cronaca più importante della settimana, passando assolutamente in sordina il discorso della nostra proposta di legge sulle acque ambientali, tutte le nostre altre proposte di legge, perché è stata interessante l'intervista che ci hanno fatto poi in questi giorni i giornalisti, chiedendomi appunto un commento signori, questa è cronaca, gli ho risposto, sì, possiamo parlarne oggi, ma domani basta, finisce, poi la gente cosa porta? Portano i posti di lavoro? Vi garantisce più salute? Non lo so. Io penso che queste cose siano dinamiche interne, all'interno di un gruppo possono succedere anche queste cose, fanno male, perché ovviamente non siamo
se in quei momenti non sono sereni, anche se poi devo dire che come gruppo abbiamo reagito in maniera forte, molto bene. Alla Camera io parlo per il gruppo della Camera, siamo assolutamente sereni, quindi direi se ne è fatto veramente uno spot contro il Movimento 5 Stelle come al solito. Io non so se avete visto l'Arena, perché io vengo da Verona, ma ha pubblicato una foto di Beppe con il braccio teso stile saluto romano, che è un'immagine agghiacciante, quando invece è stato tutto un procedimento, per come ve l'ho spiegato, spero di essere stata più chiara possibile, che è stato passo passo, e assolutamente in tutto questo Beppe non è intervenuto. Alla domanda del giornalista del Corriere del Veneto, ma quando è stata l'ultima volta che lei è stata chiamata da Beppe, insomma milantando che ci sia questa gestione dittatoriale del Movimento 5 Stelle, io ho detto, io non c'era il numero di Grillo, neanche di Casaleggio. Ah, mi risponde lui, ma mi ha detto che loro non abbiano il suo. Beh, io risposto, io non ho nessuna prova che mi confermi quello che dice, se non mi hanno mai telefonato, quindi è così, cioè all'interno della istituzione Camera e all'interno dell'istituzione Senato, senatori e deputati del Movimento 5 Stelle sono liberi di prendere le decisioni di concerto con i cittadini per ciascun tipo di problematica, discussione, problema e questione parlamentare, che riguarda la giustizia, l'agricoltura, l'economia, il bilancio, ma su tutto questo ci può essere il grido che esprime la sua opinione, però nel merito dello svuota carceri, sul problema del sovraffollamento carcerario, a me personalmente, ma neanche ai miei colleghi di commissione, non è mai arrivata l'indicazione voi dovete votare a favore perché i braccialetti elettronici sono un'agevolazione. No! Sappiamo benissimo che sono uno spreco, perché 9 milioni di euro all'anno per 90 braccialetti elettronici sono uno spreco, regalati a Telecom, tra l'altro, dove c'è il figlio della cancellieri. Allora, quella è la nostra azione di Parlamento, segnalare gli sprechi per portare agevolazioni maggiori per i cittadini. Se la Silva vuole aggiungere qualcosa, ben volentieri. Sempre a proposito delle espulsioni dei senatori, intanto in votazione comunque Grillo conta 1, quindi una volta che l'abbiamo rimesso in votazione ciascuno di noi ha votato, non è che il voto del Beppe c'ha 10.000 persone a clic, quindi ha votato come gli altri eventualmente, quindi anche a volerlo dipingere come un eventuale manovratore comunque deve rispondere di quello che viene deciso da tutti quanti, e questo è anche stato dimostrato quando si è trattato di decidere se andare alle consultazioni correnti o meno. Cioè lui ha detto la sua, ha detto ma io non voglio andarci alle consultazioni correnti, e poi ce l'abbiamo mandato, perché io ad esempio sulle consultazioni correnti ho detto sì di andare, anche questo no? Per dire, cioè magari lei aveva detto no, io dico sì, e poi si decide insieme, la maggioranza vince, appunto queste sono le regole del gioco. E un'altra cosa, c'è il codice di comportamento che sottolinea questa cosa qui. Noi quando ci siamo candidati avevamo questo codice di comportamento con delle regole ben precise. Tu dire che in quel codice di comportamento lì si presuppone che tu poi ti ricordi appunto che quando le decisioni vengono prese a maggioranza le rispetti. Terzo punto, io non ho mai sentito nessuno parlare delle eventuali espulsioni da parte di deputati del Partito Democratico, che invece è una cosa che succede normalmente, ma da anni e anni e anni, e per cose ben peggiori, peraltro per ricatti ben peggiori. Beh, un'espulsione fantastica che abbiamo visto è stata Letta, scusatemi se quella non è un'espulsione. Io vorrei fare una domanda a voi. Chissà che fine ha fatto la modifica all'articolo 138? Alzi gentilmente la mano. Com'è finito? La Costituzione. Articolo 138 della Costituzione. Volevano modificarlo. Chi è che sa se è stato modificato o come è stato modificato? E cosa dice questo articolo? A memoria, sì. Allora, l'articolo 138 è quello che prevede come il Parlamento può modificare la Costituzione. Praticamente la Costituzione nostra è rigida, quell'articolo lì dice la rigidità, cioè la difficoltà. Esatto, quindi cioè non è che appunto il PD si sveglia la mattina e decide di cambiare la Costituzione e lo fa, no.
deve passare seguendo i regolamenti, le regole scritte nell'articolo 138. È chiaro che andando a modificare le regole poi ti fai le cose come vuoi tu. E per fortuna noi abbiamo fatto saltare questa modifica con la protesta che abbiamo fatto, cos'era, giugno? Era giugno, luglio? Esatto. So che a fare esatto, era agosto, esatto. E fatalità poi questo ci ha consentito di far slittare questo provvedimento e poi non è più stato ripreso, quindi il 138 è stato tutelato, quindi la nostra Costituzione è stata tutelata da questo punto di vista. Se eventualmente dovessero cambiarla si seguono quelle regole lì che appunto rendono meno arbitrario il cambiamento che si vuole fare. Quindi questa è stata una vittoria del Movimento 5 Stelle, ma non lo diciamo noi, ce lo dicono anche i costituzionalisti che seppur non appoggiano magari il Movimento 5 Stelle, perché non tutti i costituzionalisti chiaramente hanno magari appunto simpatia per il Movimento 5 Stelle, però hanno riconosciuto effettivamente che noi abbiamo fatto opera di tutela e questo è un grande risultato secondo me. Chiedo subito la parola. Volevo far notare appunto che sull'articolo 138 non avete letto neanche un articolo. Il giorno dopo l'espulsione c'era praticamente solo il Sole 24 Ore non l'ha scritto in prima pagina. Io mi sono visto dalla segna stampa, tutti i giornali in prima pagina avevano questa notizia, e dell'articolo 138 che andava a toccare la Costituzione non ne sapevate nulla. Prego. A proposito della Costituzione avete detto che è rigida, allora mi spiegate, entrate in vigore per cortesia, voi che siete dentro, come mai è stata messa in vigore il 1° gennaio del 48 e asseriva a proposito della proprietà che la proprietà è sacra ed inviolabile. Andate a vedere adesso, ma anni fa ancora, se ci sono ancora questi due aggettivi a proposito della proprietà, e se non ci sono, e non ci sono più, chi ha permesso di levarli? Grazie. Ma lei intende che nella fase preliminare di redazione della Costituzione era scritto che la proprietà, o c'è stata una modifica qua negli anni? Sono del 67. Conosco anche suo papà, perché sono stato un collega di suo papà. Sono dal 47, in gennaio 47. Ma dico che la Costituzione italiana l'ho letta diverse volte, ma parlava, diceva, asseriva, c'era il contorno, il corollario, parlando della proprietà, che c'erano questi due aggettivi, che la proprietà è sacra e inviolabile. Adesso non ci sono più questi due aggettivi, forse perché qualcuno, e non so quando, non mi ricordo, che diceva che la proprietà è una truffa. Chi li ha tirati via? Volevo sapere questo da voi. Solo questo. Allora, per modificare la Costituzione il procedimento è rigido. Cioè, cosa vuol dire? Si devono fare due passaggi di votazioni, prima la Camera, poi il Senato, dopodiché si passa del tempo, un paio di mesi mi sembra che siano, e dopo si ripassa ancora la votazione alla Camera e al Senato. Se questo è stato modificato è perché per forza deve essere stato applicato il 138. Con la modifica che volevano fare, che era nella mente di questi signori della maggioranza, volevano istituire un comitato ad hoc di saggi che valutasse quelle che erano le modifiche necessarie per la Costituzione. Che potevano andare che potevano toccare qualsiasi ambito della Costituzione, sia il primo 12 articoli, che sono i principi fondamentali, dove c'è la famiglia, la salute, l'istruzione, la libertà di espressione, eccetera, eccetera, sia gli altri, quindi quelli che riguardano l'autonomia degli enti locali e quant'altro. Però con un procedimento più snello, ovvero solo un
un passaggio alla Camera e solo un passaggio al Senato. Uno proprio perché noi temavamo, come poi nei fatti si sta verificando, che ci fosse la volontà da parte di questo collegio di saggi, che poi sarebbero stati scelti tra i componenti delle due commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, quindi 20 persone per Camera e Senato, però scelte così in maniera molto arbitraria, di voler andare verso un sistema non più come quello nostro che è parlamentare, ma presidenziale, quindi dando più potere al Presidente del Consiglio, defauperando, togliendo di potere invece quello che è per noi più importante, che è l'organo del Parlamento. Ecco il timore, ecco la lotta, ecco il motivo per il quale il Movimento 5 Stelle è salito sui tetti, per salvaguardare l'articolo 138 e salvaguardare quella che è una Costituzione che è una delle più belle del mondo, perché se c'erano parole come quelle che dice il Signore nel 46-48, subito dopo la seconda guerra mondiale, i padri costituenti ci hanno pensato un bel po'. Erano persone che venivano da anni, e lo sappiamo, oltre che di guerre, di sacrifici, erano persone probabilmente che ci vedevano di più dentro. La Costituzione, se la leggete, è scritta chiaramente, la potete capire tutti, a parte la modifica che riguarda il titolo sulle regioni che è più recente, però nei fatti i primi articoli, gli articoli che non sono stati modificati di recente, sono veramente chiari, veramente scritti bene, se la invidiano tutti. C'è la necessità di modificarla? Se ne parla in Parlamento. Non possiamo delegare un organo di saggi ad hoc, perché la struttura della Costituzione deve essere salvaguardata, la rigidità deve essere salvaguardata. Se vogliamo modificare la rigidità dobbiamo parlare in Parlamento, punto. Questa è la nostra posizione, il nostro punto di vista. Non devo due cose. Una, sto facendo un lavoro che devo veramente, cioè, io ho scoperti per caso su YouTube un intervento dell'aborto, di dell'aborto. Io mi sono appassionato e veramente sto seguendo e invio i vostri interventi, li invio a tanti miei amici, i quali poi mi ringraziano perché veramente hanno aperto gli occhi e siete veramente bravi. Siete attaccati da tutti, tanto che stupidaggini, perché io il fatto che Grillo abbia fatto consideranza è fatto benissimo, perché noi siamo lì per mandare a casa, e devono andare a casa perché sono dei politici veramente che hanno portato il disastro, bisogna ricordarglielo, e i giornalisti non lo dicono mai. E poi è tutto bene spendere più 4 lì perché è da tanto tempo che continuava a schiferare la stampa, sapendo benissimo le reazioni, perché poi i giornalisti erano pronti a togliere qualsiasi cosa per attaccarli, no? Visto che ho fatto un lavoro veramente importante, perché quando sentivamo ma è passato una legge, è passato un decreto, come l'hanno fatto passare? Quante attività che fanno così, cioè mettono sul femminicidio davanti, no? Tutti d'accordo perché bisogna difendere le donne giustamente, e poi mettono dietro e si nascondono nella tavola, no? Capito? Però fanno tutti su queste porcate qui. Quando il femminicidio deve essere una legge, un decreto trattato singolarmente e fatto veramente, partecipi tutti. Prima, secondo poi in Banca Italia stessa cosa, no? Cioè se non passa i italiani parlano di noi, c'è la porcata delle banche dietro e poi tantissime altre cose che fanno, perché io sono contro politica tanti anni fa anch'io. Ecco, una cosa che mi sta un po' così, una domanda di quelle forme adesso è questa. E per me Renzi è arrivato per toccare l'articolo 5, per modificare l'articolo 5, che secondo me è molto pericoloso, perché espropria i comuni e le regioni. Espropria i comuni e le regioni perché gli stranieri vengono a comprarsi le municipalizzate nostre, le utilities, l'acqua privata, il gas, eccetera, perché lì c'erano montagne di miliardi. Dicevano, vedere montagne di miliardi, che non è vendendo le poste, le finmeccaniche, perché lì ci sono 10-12 miliardi, vabbè, stanno svendendo, però il grande malloppo è lì secondo me. Non so se trovo conferma da voi, però
E non ho sentito il Movimento questo Fonzi, Marco della Dire, Enrico Rocchino, è lì che batte in chiodo secondo me, ed è stato vissuto per qualcosa lì secondo me. Ecco, se volete portare avanti un discorso, devo fare tutta la nostra parte, se mandate i filmati ai vostri amici, di email, degli interventi che fanno, guardate, trovate un successo enorme, li ringraziano. Io trovo amici che mi dicono grazie, quanti miliardi, capito? Cioè fate queste cose qua, perché se no loro da soli, vedete, erano tutti contro, fate che fanno, anche l'altra sera a servizio mobile, c'è commentari. Io ho visto, ha preso un po', c'è Di Maio, è stato un genio, aveva 5-6 giornalisti che parlavano di una guerra, ma sono bravissimi a riescono a perdere tutti, però voglio dire... A 27 anni. No, è un genio, però era arrabbiata come una bestia, lascia stare, abbiamo tutti contro, capito? Sembra quasi che essere onesti sia diventato un reato, no? Capito? Qualcuno ha detto, speriamo che Renzi faccia tutto così che stai tutto al cuore, dicono qualcuno, no? Quindi sembra che tu non ti vuoi impegnare, non vuoi dare ragione delle persone oneste, abbiamo richiesto da una vita che chiediamo delle persone oneste in Parlamento e davanti per i nostri figli, e cosa abbiamo? E diamo ancora a votare questa gente qua? No. Quando avevo 18 anni, sono passati 40 anni, il massimo dell'EM si faceva le riunioni sia a Casa dei Popoli, sia alla Federazione delle Comunità, eravamo tutti di sinistra, che mi riconosco bene quella gente lì. Quando lo sento parlare, parlava come 40 anni fa, cioè è gente malvagia, per me sono di malvagi, è maligno, di cosa li faccia, cioè guardo voi, la differenza facciamo, no? Quando guardo voi, guardo le ragazze dei 5 Stelle e guardo le altre ragazze. Ma anche sono anche giovani che sono arrabbiate, tese, sempre incazzate, se sono diversi, non sono diversi, perché non è stato, Vorrei cogliere una piccola parentesi sul discorso dei video, è una cosa estremamente importante. Un attivista qualche giorno fa mi raccontava che suo padre, o il padre di sua moglie, adesso non ricordo bene, era contro ovviamente il Movimento 5 Stelle perché guardava solamente la televisione. Gli ha comprato un iPad per potersi scaricare le ricette e ha cominciato a fargli vedere i video del Movimento 5 Stelle, è diventato simpatizzante. Quello di Ginca alla dichiarazione di voto di Renzi, no? La fiducia, cioè uno vede l'altro, non è che bravissimi. Guarda, la garanzia di quello che dice dal fatto che si impegnano un sacco, cioè le cose le studiamo dall'inizio alla fine, secondo me non se lo aspettavano nemmeno loro, che saremmo stati così veramente puntigliosi, attenti. Ma sai, allora uno magari può arrivare alle proprie competenze. Io per dirti facevo pratica da avvocato, mi occupavo prevalentemente di fallimentari, quindi non è che fossi onnisciente, però se uno si vuole applicarsi poi aveva la fortuna di essere giovani, quindi anche con la capacità e la voglia. Abbiamo la capacità, la voglia e l'interesse, perché ovviamente siamo là 2 mandati a casa, cioè non è che dopo diciamo voglio fare la carriera politica, io dopo devo tornare in queste zone, devo ritornarci a vivere, magari sperando di trovare anche un lavoro poi, perché con quello che stiamo facendo ci stiamo facendo anche tanti nemici, quindi l'obiettivo è anche di comunque restare persone serie e oneste e farlo capire con anche questi interventi che sono studiati, preparati non solo per mandare il messaggio politico spot, ma perché le proposte le facciamo e cerchiamo di farle arrivare alle persone. Il discorso del femminicidio che facevi tu, la verità è proprio competenza della Commissione Giustizia, non è quando ci è arrivato. Oh che bello! Vediamo il nostro decreto sul femminicidio, poi il decreto legge, anche questo. Perché necessità e urgenza cioè, se è un argomento così importante, no, la Boldrini doveva fare lo spot sul femminicidio, il problema delle donne che vengono uccise. Sì, è vero, è un problema in Italia, non c'è un incremento di omicidi.
Non c'è un incremento dei omicidi in Italia, però è vero che in proporzione sono più le donne che... Qual è il problema? Che di 12 articoli che c'erano, 5 erano su femminicidio, il resto, come diceva il signore, c'era di tutto, PAV, le province, c'era la protezione civile, cioè di tutto. Noi potevamo in coscienza votare... Esatto, come si poteva votare in coscienza un provvedimento del genere con il rischio di essere poi ditati voi non volete femminicidio. Ma non vengono scorporati gli argomenti? Brava, bravissima. Con il decreto Ugo Banca Italia, cosa avevamo? Ma ne rispondo. Con il decreto Ugo Banca Italia erano accorpati. C'era il discorso IMU, che noi eravamo favorevoli, il discorso invece del finanziamento di Banca Italia, proposta la nostra. Il decreto legge per sua natura dura 60 giorni, a meno che non venga promulgato in legge dalla Camera o dal Senato, secondo. Proposta nostra, facciamo decadere questo decreto, il giorno dopo lo rifate solo con l'IMU, noi lo votiamo. È una proposta, è valida, si può fare perché in tempi andati si faceva. No? Queste cose dovevano andare a braccetto. Ma la mia domanda è, quando c'è un decreto che presenta tutti questi argomenti, va votato come entità unica? Sì. Non è che si vota argomento per argomento, maggioranza? Si vota a emendamento per emendamento a seconda dell'articolo, però poi c'è un voto complessivo finale sul decreto, quindi è un voto solo. Quindi alla fine, anche se è un decreto che può avere come, non lo so, adesso mi viene in mente Destinazione Italia, come Destinazione Italia aveva tanti argomenti, però si vota una sola volta. Allora, per esempio, se per i femminicidi non so, viene votato a favore e per l'altro sotto no, le leggi poi l'applicazione viene considerata. Il decreto legge ha un'altra pecca che magari proprio qua che nessuno sa, magari lo sapete, lo dico, che ve lo ricordo, è efficace dal giorno dopo in cui il governo lo emana. Quindi se, come è successo con lo svuotacarceri, dove si era l'indulto mascherato, il decreto è efficace dal giorno dopo le procure sono obbligate a cominciare a valutare le domande da parte degli avvocati per applicare l'indulto dal giorno dopo, e nonostante che ci siano 60 giorni all'interno dei quali la Camera e il Senato deve valutare poi nel merito la questione, e lì abbiamo poi lavorato di fino, facendo poi la nostra denuncia che con quel decreto uscivano i mafiosi, gli stupratori, gli assassini, ed era così, noi lo denunciavamo dal primo giorno alla Presidente della Commissione Giustizia, lo denunciavamo dal primo giorno alla Cancelliere, sorde entrambe. Nel frangente purtroppo è successo il discorso della ghigliottina in Banca Italia, ma in quei giorni stavamo studiando in Commissione Giustizia proprio lo svuotacarceri dove c'era l'indulto. Cosa avevamo mai pensato di fare? Di mettere la ghigliottina anche in Commissione Giustizia, perché siamo andati a manifestare anche là. La cavolata che poi si sono tirati la zampata sui piedi, perché non potendo lavorare in commissione, perché vi spiego, la commissione è il luogo dove effettivamente qualcosa si può ancora sistemare, perché quando il provvedimento arriva in aula, che è la seconda fase, non si può sistemare più niente. Quindi nel momento in cui hanno messo la ghigliottina in commissione non si è più potuto andare a modificare l'articolo 4 che valutava appunto quali erano i reati. Erano tutti i reati che si potevano applicare all'indulto, tutti i reati, uno sconto di pena di 5 mesi all'anno, a base della certezza della pena. Quindi cosa abbiamo pensato di fare? Di tornare solo per 5 emendamenti, ce n'erano 500, non 5, ce n'erano 500, hanno messo la ghigliottina non solo alle minoranze ma anche a loro stessi, con questa loro foga di voler arrivare agli obiettivi. Sono tornati solo per 4-5 emendamenti, tra i quali appunto per fortuna quello di togliere alcuni reati, tra cui appunto quelli previsti dall'articolo 4 dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, dove sono appunto previsti i reati di mafia, associazione mafiosa, stupro, assassinio e quant'altro. Un'altra cosa che volevo far presente, che ho accennato solo un poco prima, era relativa al discorso destinazione Italia. Lo faccio breve. C'era un articolo che è l'articolo 8, adesso comincio a sbagliarmi perché sono 10 di sera. Comunque sia, questo articolo 8 era contestatissimo dagli assicurati, dai carrozzieri, dai cittadini, perché sostanzialmente cosa
cosa prevedeva? Questo è un articolo fatto su misura per le assicurazioni. Ciascun cittadino che magari si un sinistro non avrebbe più potuto decidere qual era il proprio carrozziere verso il quale portare la propria auto. Non poteva nemmeno più far valutare il mezzo dal proprio carrozziere o dal perito, perché l'assicurazione a monte decideva già qual era il risarcimento che ti veniva per quel tipo di danno, senza neanche guardare tanto il mezzo. Seconda cosa, non potevi fare la cessione di credito al carrozziere, che per adesso si può fare. Cioè, cosa vuol dire? Io ho il sinistro, prima in teoria cosa dovremmo fare? Pagare il carrozziere, dopo pagare il carrozziere e dopo mi faccio rivalere sull'assicurazione. Invece adesso cosa si fa? Il carrozziere davanti a te con l'assicurazione, non dobbiamo anticipare già i soldi. No, con quell'articolo. Quindi diversi svantaggi per gli assicurati e molti vantaggi per le assicurazioni, perché ovviamente se non puoi più decidere che carrozziere scegliere, ti mandano da quelli che decidono loro. E tra l'altro Unipol, non ve lo dico ma è così, a Bologna a novembre aveva aperto un nuovo parco carrozzeria gigantesco, e sempre a novembre, quindi un mese prima della pubblicazione del decreto per tutte le destinazioni Italia, aveva pubblicato già lo schema di decreto. Unipol, finanziatore del PD. Va bene? Cosa abbiamo fatto? Lotta acerba in commissione, è stato stralciato per fortuna l'articolo. Vittoria del 5 Stelle, si pensava, ve lo dico con un sorriso amaro, perché purtroppo il giorno dopo è uscito un disegno di legge, uno schema di disegno di legge del governo che riproponeva lo stesso contenuto dell'articolo 8. Una vergogna incredibile, con tutto che il lavoro dei carrozzieri, degli assicurati, con il lavoro delle commissioni del Parlamento, quindi il giorno dopo il governo rifà lo stesso articolo. Queste sono informazioni che i cittadini devono sapere. Noi siamo qua per questo, per informarli. Quanto riguarda la legge che diventa esecutiva, il decreto che diventa esecutivo, comunque c'è anche la firma del Presidente Napolitano prima che diventi esecutiva, quindi teoricamente Napolitano potrebbe anche rimandare alle Camere la legge che non... teoricamente non l'ha mai fatto. Napolitano firma tutto alla pena veloce. No, vi volevo solo ricordare tra l'altro per quel che riguarda l'eventuale decadenza dei decreti legge, c'è l'articolo 77 della Costituzione che garantisce, quindi tu puoi tutelare, se un decreto decade puoi tutelare i cittadini per i rapporti giuridici intercorsi a seguito della decadenza del decreto, quindi ne puoi tranquillamente fare subito un altro. Fine del discorso, cioè è previsto dalla Costituzione eventualmente. Abbiamo delle tempistiche da seguire, possiamo andare avanti? Ok. Volevo dire una cosa. Prego. A parte il mondo del lavoro non può quello che è adesso. Però cosa ne pensate voi delle agenzie interinali che ci stanno un po' praticando nel campo del lavoro? Con cui i contratti un po' anche da un giorno. Io direi che sarebbe ora di tirarle via per le agenzie interinali. Fare uno, per carità, almeno un contratto di un mese quando uno va a lavorare, non fare un giorno di lavoro, oppure essere ricattati nell'ambito del lavoro, che se non fai come dice l'azienda, dopo non ti rinnovano tutti i contratti, e ora vengono con i lavori temporanei così, secondo me. La trovo una bella parte di giustizia. Come ne pensate voi? Allora, penso che il discorso del lavoro sia uno dei grossi problemi italiani, non tanto per la situazione di crisi attuale, quanto per il fatto che richiede una riforma strutturale, cioè noi dobbiamo ripensare il lavoro. Rendiamoci conto che il modello che abbiamo impostato fino adesso, quindi tu ti trovi il lavoro a 18 anni, oppure quando hai finito l'università e fai sempre quel lavoro lì per tutta la vita, chiaramente non è comunque più possibile. È chiaro che laddove uno Stato preferisce una flessibilità deve anche garantire la persona. La flessibilità non deve essere una cosa che poi ti mette in difficoltà, non deve essere una forma di ricatto, quello è fuori da ogni discussione. Quindi lavori appunto sotto ricatto con delle retribuzioni vergognose,
cose assolutamente no, quello assolutamente no, ed è una delle cose che chiaramente vogliamo scalzare dall'attuale mercato di lavoro. Poi un'altra cosa c'è da dire: se ci fosse il reddito di cittadinanza, se ci fosse, questo ci leverebbe dalla forma di ricatto, perché tu hai un salvagente sociale che ti consente anche di poter rifiutare un lavoro se ha condizioni ignobili e quindi costringe di seguito poi chi ti offre il lavoro a essere quantomeno corretto. È chiaro che poi tu ci vuole una correttezza da entrambe le parti, quindi la persona che ha il reddito di cittadinanza deve impegnarsi a cercare lavoro e deve anche magari accettare un lavoro anche se non è proprio quello perfetto che vorrebbe lui, questo è chiaro. Non mi ricordo se la scelta nella legge che avevamo previsto era tra tre scelte. Tu hai la possibilità di rifiutare 3 volte e dopodiché ovviamente il reddito di cittadinanza puoi perderlo, però ti consente appunto di non andare subito in meccanismo di ricatto. E peraltro ne parlano tutti come se fosse una cosa venuta da Marte. Non è venuta da Marte, ragazzi, ce l'hanno diversi stati membri dell'Europa, non è niente di strano, è proprio una forma di tutela sociale e è molto importante anche ricordarsi che adesso noi siamo in regime di austerity, sentiamo parlare di austerity, di troika, di taglio della spesa sociale, e non è quella la direzione da seguire. È proprio adesso che noi dobbiamo tutelare il sociale, è proprio adesso che dobbiamo tutelare le persone, perché hanno già visto che gli stati che tutelano socialmente le persone sono anche gli stati che escono prima da una crisi economica di questo tipo. È proprio, non sono fantasie, sono dati. Se ricordiamo, ad esempio, c'è stata la crisi nel 2008 nel sud-est asiatico, il Fondo Monetario Internazionale aveva proposto la classica ricetta di austerity per aiutare gli stati del sud-est asiatico. Aveva imposto tutta una serie di tagli e alcuni stati hanno seguito questa ricetta in maniera pedissequa. La Malesia ha fatto una ricetta sua e la Malesia è stato lo stato che è uscito prima dalla crisi. E il Fondo Monetario Internazionale ha ammesso di aver sbagliato in questo senso. C'è la bibliografia, ci sono le dichiarazioni, non sono cose inventate. Quindi è proprio adesso il momento, sembra assurdo, ma è proprio adesso il momento di non tagliare sul sociale, perché dobbiamo preservarci noi, devi preservare la comunità, è quella che devi tutelare, perché è da lì che parte la ricchezza dello Stato, mi sembra evidente. Andrei per l'ultima domanda. Chi vuole concludere? Prego. Volevo chiedere al Movimento 5 Stelle che conclude con l'interesse generale. Dopo un'altra cosa, il reddito cittadinanza tedesco, quant'è? Perché lo siamo il reddito di cittadinanza tedesco? Sì, quant'è? Quant'è? Quanto è? Non vorrei ricordarmi male, dovrebbe essere di 700 euro, ma non sono sicura. A persona? A persona. A persona, sì. Perché questa mattina hanno parlato di 2.800 euro per 4 persone nucleo familiare. Può essere, allora sì. Può essere. Io adesso non mi ricordo con sicurezza, non dovrebbe essere quella cifra lì. È sulla legge elettorale. Allora, chi di voi è iscritto qui? Chi è che è iscritto al blog, è iscritto certificato, quindi ha mandato anche il proprio documento di identità? Io non posso votare. Anch'io, ma non posso Allora, chi ha il documento di identità è iscritto certificato e può votare. Ecco. Posso votare, alzo la mano. Anche io posso votare. Allora, questa è una delle cose belle, un'altra delle cose belle. E, appunto, se avete avuto modo di seguire sul blog, circa ogni 10 giorni c'è stata una spiegazione su vari aspetti della legge elettorale, quindi le circoscrizioni, il sistema maggioritario proporzionale, eventuali soglie di sbarramento, e c'era questo professor Giannuti, che
spiegava il significato delle varie scelte che si potevano fare, e poi per tutti gli iscritti certificati c'è la possibilità di fare questa scelta. Quindi è quello il bello. La legge elettorale è chiaramente una legge importante perché decide poi di riflesso quella che sarà la nostra classe politica, come possiamo eleggere la nostra classe politica, e questo noi lo stiamo facendo insieme, cioè questo è il primo passo di quella democrazia diretta che noi vogliamo applicare, la possibilità per i cittadini di dare la propria opinione e di decidere come ci vuole lo Stato. Quindi adesso siamo arrivati a decidere la soglia di sbarramento, è stata l'ultima votazione questa settimana, e poi vogliono far parte, diciamo, ci ti viene in dietro. Solo di domenica. Solo di domenica. Anche di L'ultima cosa la dico io, il movimento si autofinanzia, penso che anche questa sala sia stata pagata dal gruppo, di conseguenza se volete sostenere le nostre attività ben venga un'offerta libera. Grazie.